lo voglio ricordare, al Ministro ho ricordato che i Marò sono i gruppi scelti, gli incursori della Marina, hanno sul braccio il marchio del Leone di San Marco, dato dal primo sindaco di Venezia al dopoguerra. Ecco, quei Marò hanno in questo momento una diatriba internazionale, sono coinvolti in una diatriba malgrado loro, perché sono stati chiamati a proteggere le navi commerciali italiane, che poi sembrerebbe che i proiettili non siano proprio quelli sparati. Ma uno dei due, Salvatore, è ancora in India, prigioniero. Io dico, ma le due facce di questi due ragazzi, sono nostri soldati, le conosce il mondo intero. Dove volete che vadano ormai? C'è una diatriba internazionale che tutti conoscono, lasciatelo venire a casa. Ma io dico, senza neanche entrare in termini, dico agli indiani e dico agli italiani, visto che scriviamo tante volte in inglese che bella è Venezia, salviamo Venezia, ecco, salviamo anche le persone. Salviamo le persone, no, da Venezia vogliamo far partire un grande movimento di opinione, magari in inglese, dicendo fateli tornare a casa. Un'opinione soltanto in attesa del processo. Mi sembra che le pallottole non siano compatibili. I GPS della barca, perché il porto è il porto di Cochin. Voi sapete che il porto di Cochin, ve lo dico, è il porto che i veneziani toccavano prima di andare in Cina. Era il porto che i veneziani in India toccavano prima di fare, perché è molto vicino a noi come cultura, come storia. E allora lì, quei due pescatori che sono stati uccisi, noi crediamo che non siano stati i nostri marinai a sparare. E anche la prova radar, la prova del GPS è stata depositata 8 giorni dopo l'incidente, per cui con tutto il tempo di poter essere manomessa. Io dico alle persone che non sanno niente, come me, perché noi non sappiamo cosa è successo, eccetera, ma dico, a parte che c'è sempre la presunzione di innocenza, sono 3 anni che sono reclusi, uno si è ammalato e l'altro si starà ammalando. Ma vogliamo civilmente, lasciando perdere la politica internazionale, fare un grande movimento civico che chieda almeno a questi ragazzi di tornare a casa in attesa del processo? Dove volete che vadano? Sono conosciuti in tutto il mondo. Lo dico agli indiani, scriviamo agli indiani, ai cittadini indiani, fateli tornare a casa con la loro famiglia nel frattempo. E se poi sono innocenti, li avete ammazzati inutilmente.